abbiamo ripristinato tutti i collegamenti tecnici e possiamo iniziare questa nostra serata insieme. A nome dell'Associazione Culturale dei Sardi di Toscana vi do il benvenuto a questo evento. Io sono Francesca Concas e sono la vicepresidente dell'associazione. Con me vedrete collegati, sempre per quanto riguarda l'Associazione Culturale dei Sardi in Toscana, il presidente Angelino Meli. Che dire, vi ringrazio per essere qua in questo pomeriggio caldo e per fortuna qua questa sede ci consente di respirare e di poter godere appieno questo evento veramente particolare e importante, soprattutto perché quest'anno, come sapete, ricorre uno degli anniversari, forse uno dei più importanti di Grazia Deledda, insieme al nostro anniversario, perché anche noi quest'anno abbiamo come associazione un anniversario, un traguardo importante che abbiamo raggiunto, e cioè i 40 anni di fondazione. Passo la parola a Angelino, che magari vuole dire due parole ora. Io vi ringrazio. Mi sentite? Ditemi se mi sentite. Ti sentiamo abbastanza. Bene, grazie. Vi ringrazio veramente, veramente tutti. Buon pomeriggio. Un abbraccio di cuore a Franca Carboni e a Silvia Alessandri, che entreranno poi nel merito del libro e dei contenuti dell'Ebbiani analizzati da Franca nel suo lavoro. La ringrazio subito, Franca Carboni, per aver accolto l'invito dell'Axit ed essere oggi con noi a parlarci di Grazia Deledda. Una Grazia Deledda per certi versi inedita, o perlomeno poco conosciuta. Una Grazia Deledda profonda conoscitrice nei minimi dettagli del suo mondo. E non dimentichiamo che la Deledda è stata anche una valida etnologa e studiosa di tradizioni popolari, ma è stata anche un'attenta indagatrice dell'animo umano e delle sue molteplici manifestazioni. Mi fa molto piacere che a parlarne di questa Deledda diversa sia Franca Carboni, che ha applicato alle opere e ai personaggi di Grazia Deledda lo stesso criterio di analisi utilizzato in tanti anni di carriera professionale come neuropsichiatra. Un'esperienza di vita, la sua, applicata a una passione, quella per lo studio e la lettura, che ha dato degli ottimi risultati e riconoscimenti al libro di cui andremo a parlare, compreso il largo apprezzamento recentemente registrato al Salone del Libro di Torino. Permettetemi però di rubarvi veramente 5 minuti, perché voglio fare un ringraziamento particolare alla Biblioteca delle Oblate per l'attenzione e la cura che dedica affinché gli eventi riescano al meglio. Io oggi sono impossibilitata a intervenire di persona in quanto sono a casa positivo al Covid e devo stare riguardato. Ebbene, ho saputo della mia positività avanti ieri mattina. Ho immediatamente informato la biblioteca, che nel giro di un'ora mi aveva già risposto confermando la possibilità del collegamento tramite Zoom. Credo sia da apprezzare e considerare, più che positivamente, l'impegno che le Oblate, ma mi viene da dire tutto il bistrattato sistema bibliotecario fiorentino, profonde per la diffusione della lettura e della cultura. Un sistema bibliotecario, dalla Biblioteca Nazionale in giù, che a Firenze e non solo combatte quotidianamente con mancanze, carenze, competenze non sostituite, chi più ne ha più ne metta, insomma. Un sistema che svolge una funzione che oserei dire per certi versi eroica. E l'amica Silvia Alessandri, viste le sue passate mansioni, può ben capire quanto ho appena detto, insomma, conosce bene il problema. E voglio ringraziarla, Silvia, per essere oggi qui e per essersi gentilmente prestata a entrare nel mondo di Grazia Deledda con passione ed entusiasmo. Se ne discuteva qualche giorno fa e ho sentito nelle parole di Silvia un vero trasporto, dovuto forse all'essersi riavvicinata a un'autrice importante per la storia della nostra letteratura, della nostra cultura, troppo spesso trascurata se non ignorata.
Io vi dicevo sono a casa in quarantena. L'amica Francesca Concas, vicepresidente dell'Axit e fino a qualche mese fa presidente del coordinamento donne della FASI, la federazione che raccoglie 70 circoli sardi in Italia, tra cui l'Axit, saprà assolvere a tutte le funzioni di rappresentanza oggi richieste. Una cosa però la voglio assolvere io in quanto presidente Axit. E volevo cogliere l'occasione della presenza della vice sindaca Alessia Bettini, che invece mi ha mandato un messaggio poco fa e purtroppo non ce la fa a essere presente in quanto impegnata per sopraggiunti impegni istituzionali. Avrò modo sicuramente di sentirla e vederla nei prossimi giorni. Perché? Perché a Firenze voglio parlare con Alessia perché so che lei è molto attenta alle problematiche legate alle donne e al loro giusto riconoscimento nei vari campi dello scibile umano. Ebbene, voglio segnalare ad Alessia che a Firenze, città d'arte e cultura apprezzata in tutto il mondo, non esiste una piazza, una via, un vicolo, uno slargo, un giardino, una scuola, niente insomma che sia intestato a Grazia Deledda. Piccola donna di Nuoro, ma per questo ancora più grande, per quello che è riuscita a fare con tenacia, ostinazione e convinzione. Un percorso che l'ha portata a dare un contributo fondamentale per la cultura italiana fino al Nobel per la letteratura nel 1926. Unica scrittrice italiana ad essere stata insignita di tale riconoscimento che, come recitava la motivazione del Nobel del 1923 e del 1926, per la sua ispirazione idealistica scritta con raffigurazioni di plastica chiarezza della vita della sua isola nativa, con profonda comprensione degli umani problemi. Bene, a Oslo si erano accorti nel 1926 con la motivazione del Nobel di cose che noi stiamo cercando ancora di iniziare a capire, ecco, per cui sarà bene studiarla profondamente e con attenzione, grazie a Deledda. Credo che a Firenze ci sia la possibilità di poter ricordare degnamente grazie a Deledda e sarebbe bello riuscire a farlo in quest'anno deleddiano che, come ricordava prima Francesca nel saluto iniziale, quest'anno che festeggia 150 anni dalla nascita della scrittrice e in quest'anno che vede anche il 40° anniversario della fondazione dell'Axit, che in autunno andremo a festeggiare con iniziative specifiche. Per cui ecco, mi impegno, noi come Axit ci impegniamo e promuoveremo la richiesta al Comune di Firenze per vie ufficiali. Auspichiamo di riuscire a raggiungere l'obiettivo come d'altronde abbiamo già fatto negli anni passati, proprio qui alle Oblate, quando anche grazie alla nostra azione siamo riusciti a far intestare una delle sale a un'altra grande donna come Joyce Salvadori Lusciu, fiorentina di nascita, ma profondamente legata alla Sardegna e alla sua storia. E qui mi fermo. Credo di avervi rubato anche troppo tempo e lascio il comando a Francesca, a Silvia e a Franca, e ripromettendomi, appena ristabilito, di cercare di incontrare di persona Alessia Bettini, per avviare una pratica Deledda con il Comune di Firenze. E ringrazio tutti veramente di cuore, le persone presenti in sala e chi ci segue su Zoom. Io sono qui e continuerò a seguirvi davanti allo schermo perché non voglio perdermi neanche una parola di quello che verrà detto e raccontato stasera. Se poi c'è bisogno, sono qui pronto a intervenire grazie al computer di mia moglie che funziona meglio del mio. Grazie. La parola a Francesca. Prima che parli Francesca, te volevo dire solo una piccola cosa, che visto che mi avete fatto diventare, poi farò la mia introduzione, ma visto che mi avete fatto diventare deleddiana, ho messo un piccolo sassolino e già ieri io ho parlato con una persona a cui viene normalmente affidato il compito delle ricerche per la toponomastica.
e gli ho accennato questo desiderio dell'associazione. La persona è Luca Brogioni, che peraltro tu conosci, sì, Enrica, Angelo, scritto Enrica. E Luca mi ha detto che se gli prepariamo, cioè gli preparate il dossier con le motivazioni e con tutto quanto, ovviamente prima cioè, da presidente a vice sindaco parlerai con Alessia Bettini, ma che intanto secondo lui c'è assolutamente la possibilità di farlo senza grossi problemi. Quindi ti ringrazio veramente tanto, Silvia, e questo dimostra quanto siano sardizzati i miei amici. Ecco. Grazie di sì, cuore. tanto, poi lo dirò. Francesca, scusa. No, prego. Anzi, io qua faccio altro che passare la parola alle due interlocutrici questa serata, ricordando un fatto che mi è molto caro, proprio sull'aspetto della toponomastica. Essendo comunque un architetto, avevo studiato un po' di urbanistica, a un certo punto dei miei studi sono stata interrogata da vari amici chiedendomi se era possibile fare uno studio, una ricerca, una tesi di laurea sulle vie intitolate a Grazia Deledda. E questo a me lasciò parecchio colpita, perché effettivamente come fare a quantificare in quanti paesi ci sono delle strade intitolate a Grazia Deledda e delle piazze, no? Un lavoro immenso. E poi a un certo punto ho detto, ma sì, proviamo. E quindi nel paese dove mi trovavo, all'epoca mi ricordo forse era sull'Appennino Tosco-Romagnolo, dissi, ma cerchiamo se c'è via Grazia Deledda, e trovai una via Grazia Deledda. Ah sì, mi fiondai subito, perché serviva assolutamente fare una foto di questa strada, almeno della targa, e mi trovai davanti ad una strada terribile di periferia che, diciamo così, non era esattamente, non omaggiava esattamente Grazia Deledda, e ci rimasi piuttosto male e capii che quella forse poteva essere una strada molto difficile per me da percorrere, in quanto da un lato c'erano i miei sentimenti, le mie emozioni, anche il mio essere sarda e quindi essere rappresentata in qualche modo dalla grande Grazia Deledda, e la triste realtà dove magari veniva nominata Grazia Deledda una strada che non corrispondeva alle mie aspettative di immigrata che faceva del diritto una piazza principale o una via di grande scorrimento. Però sicuramente un segno importante in una città grande come Firenze ci deve essere. Non dico altro perché poi inizio con i miei aneddoti. No, ma grazie Francesca, gli aneddoti sono sempre ben accetti. Io chiederei tanto a Franca di venire qui come vuoi. No, ma perché? Va bene, guarda, assolutamente. Tanto ritorno dopo. Ecco, vieni, perché dopo io dirò poche parole, ma poi la cosa importante sarà sentire la voce di Franca e dialogare, si fa per dire. Io conto, perché dalle interviste che ho già sentito mi sembra che Franca non abbia bisogno di troppe sollecitazioni per parlare, e quindi questo mi tranquillizza molto. Comunque, allora, prima di tutto io devo fare un ringraziamento di cuore, anche se mi costa, perché di solito i nostri rapporti sono sul filo dell'ironia, ad Angelo Mereu, perché effettivamente, proponendomi la lettura di questo libro, mi ha costretto a riprendere in mano una lettura scolastica. Noi continentali, Grazia Deledda la conosciamo a scuola, e poi, a meno di non avere particolari ragioni per farlo, è difficile che la riprendiamo. E devo dire che è stata una scoperta, una riscoperta, e poi vi dirò anche perché. Come appunto, come ha appena detto Angelo, ha detto Francesca, e come tutti comunque sapete, quest'anno sono i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, che appunto, e questo lo ripetiamo tutti perché è importante per Grazia Deledda, ma è importante anche per sottolineare quante poche donne abbiano ricevuto appunto il premio Nobel per la letteratura. Lei è l'unica. Tra l'altro, per chi ora
tutti voi siete tutte persone che già la conoscete direttamente, ma io sono molto contenta che una bella trasmissione, una bella radio come Radio 3 ha fatto nella sua trasmissione ad alta voce, ha letto 3 opere di Grazia Deledda e le ha lette molto, le ha fatte leggere a varie attrici, Cenere l'ha letta Paola Pitagora, Canne al vento non ricordo chi, e Ledera. Tra l'altro Ledera è uno delle opere di Grazia Deledda di cui, come vedremo poi, parla anche Franca Candela. Quindi, dicevo, per me leggere Grazia Deledda è stata una bellissima esperienza, tanto più con le suggestioni dell'aver letto il libro di Franca, e poi perché pian pianino, come ha detto Angelo, grazie appunto all'amicizia con Angelo Mereo e con sua moglie Enrica Campanini, che peraltro non è sarda, la mia conoscenza della Sardegna si è approfondita. E grazie a loro ho fatto dei viaggi in quest'isola bellissima, un'isola bella, intensa, un'isola a cui Grazia Deledda era così tanto legata al punto da scrivere, quando era ancora ragazza, all'editore Treves: io ho un solo sogno, un sogno grande, illustrare un paese che amo intensamente, la mia Sardegna. E poi prosegue con una determinazione molto fiera che dà l'idea del personaggio. Avrò fra poco 20 anni. A 30 voglio aver raggiunto il mio radioso scopo, qual è quello di creare da me sola una letteratura completamente ed esclusivamente sarda. Il Nobel dimostra che c'è riuscita, ma c'è riuscita per una ragione, tra le tante, che Franca ci ricorda, per Grazia Deledda e non solo per lei. Grazia Deledda ha saputo riconoscere la sua vocazione, quello che in psicanalisi, se ne posso permettere, si chiama anche il daimon, cioè la cosa per cui, il suo desiderio, la cosa per cui lei era nata, a dispetto di tutto e di tutti, e lei l'ha perseguito. Arriviamo al libro. Allora, il libro ha questo bel titolo: Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista. Stiamo attenti, non è Grazia Deledda sul lettino dello psicanalista, cioè non è una lettura psicanalitica della personalità, peraltro ci sarebbe stato da dire molto, ma anche molto è già stato detto, di Grazia Deledda, ma Franca indaga i suoi personaggi. Però prima di vedere come indaga i suoi personaggi, mi piace parlare un attimino. La premessa è che Franca io l'ho conosciuta 20 minuti fa, cioè non ci siamo conosciuti prima, purtroppo. Tu non sei di Orania. E io non sono di Orania. Però sono preparata su Orania. Allora, l'introduzione si apre con una dichiarazione molto importante, una dichiarazione di appartenenza. Franca dice: non ho mai strappato le mie radici che mi nutrono ancora oggi. E segue a descrivere il suo percorso biografico, un percorso biografico che non è molto diverso da quello di Grazia Deledda e di tanti sardi, un percorso che emerge con grande naturalezza nelle pagine del libro. Per esempio, Franca lo fa emergere così, per incisi. Per esempio, a un certo punto Franca ricorda una famosissima frase che tutti abbiamo sentito tanto di un grande conterraneo, grande sardo, Antonio Gramsci. La frase è: odio gli indifferenti. E Franca esclama: può essere che sin dall'inizio della mia vita io avessi voglia di cambiare, se non il corso della storia, almeno l'umore e il malumore che mi circondavano. Forse per questo ho scelto dapprima nebulosamente la mia professione, che è un modo leggero di dire una cosa importante. Lo vedremo, cioè, l'umore e il malumore sono quelli che poi nella nostra, in quello che noi sappiamo, in quello che si dice del popolo sardo, soprattutto delle donne sarde, i sardi hanno la tendenza alla depressione. E anche su questo poi Franca saprà cosa dire. Quindi
per me è stato molto facile intuire una grande affinità di anima e di testa fra Grazia Deledda e Franca Carboni, nelle loro diverse professioni, nelle loro diverse vite, ma ci sono tante affinità. Queste radici profonde e mai dimenticate e tantomeno rinnegate, accompagnate da una grande volontà di determinazione, un profondissimo orgoglio di appartenenza, tutte cose che avvengono, che sono comuni a molti sardi, direi a quasi tutti i sardi che io ho conosciuto, ribadisco, tanto più gli oranesi, che mi sembra abbiano la quintessenza, ora non voglio offendere nessuno, ma nella mia esperienza ho avuto questo. Accanto a questo però c'è un'altra cosa, che è più tragica se vogliamo, è la consapevolezza dolorosa che è necessario allontanarsi, è necessario lasciare una madre terra, una terra che anche oggi, anche a 2 secoli di distanza da Grazia Deledda, mantiene la sua forza primordiale di attrazione, cioè attrae, trattiene, e bisogna lasciarla per poter seguire appunto quel come ha fatto Grazia Deledda, che infatti è andata a Roma, come ha fatto Franca, che si è allontanata e poi è tornata, per seguire il proprio desiderio, quel desiderio che Franca, da psicanalista e psicoterapeuta, definisce un tratto che corre lungo le nostre vite, nasce da una mancanza e ci porta verso una meta. E lei questa frase la dice in una bellissima intervista che vi esorto a sentire su YouTube, un'intervista fatta con Vanna Fois. Vanna Fois, lo sapete tutti, è l'editrice, è la direttrice della casa editrice Ellisso, che è la casa editrice che ha pubblicato i più bei libri sulla Sardegna che io abbia visto in questi ultimi anni e che siano oggi sul mercato. Quindi, rileggendo Grazia Deledda, forte della sua professione di neuropsichiatra, Franca afferma di aver trovato nei suoi romanzi un Atlante di emozioni mirabilmente descritte e rese vive e vitali nei suoi personaggi, al punto tale che i suoi personaggi possono essere indagati e diagnosticati secondo i canoni della psichiatria contemporanea, addirittura del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, che è appunto il prontuario, la Bibbia, il prontuario a cui fanno riferimento i terapeuti. È con questa chiave veramente particolare, veramente originale, che Franca conduce la sua rilettura e ci consegna questo libro, questo piccolo libro, che è di una lettura piacevolissima, fruibile a tutti, con uno stile piano e divulgativo, in cui Franca utilizza, io scusate dico Franca perché ogni volta dire Franca Carboni mi sembra troppo, ma è perché spero di poterlo fare. Comunque, Franca si intende ovviamente. Lei utilizza la capacità della Deledda di descrivere i pensieri e le emozioni dei suoi personaggi per fornire a tutti una sorta di piccolo manuale, un piccolo manuale che dai sintomi possa risalire alle diverse tipologie psichiatriche descritte da un'autrice illetterata. Voi sapete tutti che Grazia Deledda si è fermata alla 4ª elementare. Sì, illetterata, ma con una straordinaria capacità di osservazione dei suoi simili, in un tempo in cui la psichiatria era agli inizi e Freud cominciava appena il suo lungo cammino di indagatore della psiche. Ma quello che è contenuto in questo libro, e questo mi piace dirlo, non è un esercizio di bravura fine a se stesso. Franca ha una finalità che non dice, ma che io spero di aver capito, e che comunque è la finalità del medico. Franca è un medico. È la finalità di curare, dando a ognuno dei suoi lettori anche la possibilità di riconoscere e dare un nome ai propri sintomi, che è la sola via per non farseli intrappolare. Vi leggo solo un pezzettino. Cosa distingue i nostri comportamenti dalla patologia? Una breve sintesi può essere data dal fatto che se i comportamenti anomali stravolgono completamente la nostra vita e durano a lungo, probabilmente siamo affetti da un disturbo mentale. E qui poi analizza meglio questa affermazione. E poi, ma se riusciamo
nonostante i sintomi, a continuare a condurre relazioni, affetti, lavoro e tempo libero, forse possiamo essere definiti stravaganti, mattoidi, come diceva Grazia Deledda della sua famiglia, ma non patologici. E questo è una consolazione. Personalmente l'ho sentita tale. Quindi Franca dimostra come Grazia Deledda tocca dei temi scabrosi come l'incesto e le sue conseguenze sulla vittima, la depressione femminile, la violenza, quella violenza maschile che è insita nelle società patriarcali, la violenza che è così ben descritta nell'Edera, in cui Annesa, un'orfana abbandonata sulla strada e raccolta come serva nella famiglia De Cherchi, diventa vittima consenziente del suo amato Paolo, il cui comportamento è reso ancora più bipolare dall'etilismo. Le opere esaminate in questo libro sono 4. Cosima, che è pubblicata postuma nel 1937 e come probabilmente tutti sapete è la storia della famiglia dell'autrice. Canne al vento, l'opera più famosa uscita nel 1913, L'Edera, che è stato pubblicato nel 1908, e la novella Il cinghialetto, pubblicato in raccolta nel 1912 e che io vorrei utilizzare come esempio del modo di procedere dell'autrice. In questa novella Franca ci dice che compare un disturbo alimentare molto frequente ai giorni d'oggi, la bulimia. Il ricco figlio di un giudice, un diavoletto che fa tutto quel che vuol lui, ed è malato, mangia troppo, costringe per capriccio il poverissimo Pascaleddu a cedergli il suo unico compagno di giochi, un cinghialetto di cui in realtà non sa che farsi e che finirà poi per uccidere sparandogli. Così chiosa la novella Franca. La straordinaria modernità della scrittrice consiste nell'affrontare un tema, la bulimia, o meglio i disturbi d'alimentazione compulsiva, difficilmente immaginabile per quei tempi di carestia prevalente. E ancora, nei disturbi di alimentazione compulsiva il cibo non è il vero problema, ma come Grazia ci racconta, è la relazione con i genitori soprattutto ad essere compromessa. I bambini chiedono prove d'amore che vengono compensate da oggetti o da cibo. Chiedono attenzione, gratificazione e tutta la relazione si sposta su questo continuo alternarsi fra domanda di affetto e offerta di oggetti. Quindi Signoriccu, che è il nome del bambino ricco, un nome che parla da solo, è abituato a ricevere oggetti alle sue richieste affettive. Il cinghialetto rappresenta l'ennesimo oggetto di cui lui non saprà cosa fare, ma che pretende con il ricatto di una buffata che poi lo farà star male, catturando così l'attenzione dei genitori e di tutti gli adulti presenti in casa. Al racconto dell'esito finale della novella segue la vera e propria diagnosi del bambino ricco, un tratto calloso emozionale, caratterizzato da deficit di empatia, mancanza di senso di colpa e manifestazioni emotive poche. Ho letto questo breve estratto per darvi un esempio, appunto, come vi dicevo, del metodo usato dall'autrice. Per ogni testo si parte dal riassunto della trama, si riportano i brani più significativi, se ne analizza il testo e si individuano appunto i tipi patologici a cui si possono ricondurre i personaggi. A questo punto però io non vorrei andare troppo avanti, anche perché vorrei che fosse Franca a parlare. Io ho una serie di curiosità che man mano le sottoporrò. La prima domanda è la più banale, insomma, a commento di quello che ho appena detto, che possono essere fesserie come cose che hanno un senso. Mi chiedevo, in quale momento della tua vita professionale ti è venuta la voglia di scrivere un'opera come questa e a chi ti sei rivolta? Basta. Intanto posso dire grazie. Grazie Angelino, grazie Enrica, grazie Orani, grazie Firenze. Io ho lavorato molto a Firenze, ho imparato molto. Io ho collaborato tanto, ho imparato molto nella scuola del professor Topini. Quindi Firenze per me è la prima volta che lo percorro da turista.
Io da ieri che giro e mi guardo un po' i miei corsi, in genere facevo percorsi perché dovevo andare ad occuparmi di pazienti, ma anche il professor Milani Comparetti. Cioè questa è una storia, Firenze per noi è una storia importantissima, la nostra formazione. Io sono molto anziana da medico, perché sono già pensionata. Non c'è un momento in cui mi è venuta voglia di scrivere queste cose. È stato un dovere quotidiano. Io mi sono resa conto che la frase, la sintesi che spesso in medicina si fa, che è quella di dire tu sei triste e ti do un farmaco, non funziona e tantomeno può funzionare con l'età evolutiva. Io mi sono occupata di 0-18 anni per tutta la vita, ovviamente anche dei genitori, dei nonni, degli zii, dei parenti, ma 0-18 anni vuol dire non avere farmaci, non poterle dare. Sotto i 16 non abbiamo farmaco, sono tutti off-label, non si possono usare. Quindi mi toccava, ed era bello, capire bene come il funzionamento, cercare di smontare quello che intorno non funzionava per arrivare al nucleo vero del problema e cercare nel nucleo vero delle soluzioni. Quindi io dovevo parlare, dovevo spiegare. Questo ha fatto di me una divulgatrice della psichiatria e della psicopatologia ben prima che io mi occupassi di questo. Sei una divulgatrice. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Io dovevo parlare con la gente, dovevo spiegare che se a te piace la casa pulita, questo è normale, che se la casa, e questo è un pensiero, che se il tuo pensiero diventa comportamento, cioè pulirla, è ancora normale. E se il comportamento però diventa sintomo, cioè diventa troppo frequente, già questo è preoccupante. E che se il sintomo, cioè pulire in continuazione, ti impedisce di vivere, questa è psicopatologia. Ovviamente il linguaggio del libro è un linguaggio che nasce dal rapporto con l'età evolutiva. Io non potevo spiegare in termini tecnici, noi insegnano molto all'università a usare un linguaggio tecnico, spesso incomprensibile anche noi che lo usiamo. Io dovevo parlare comunque con ragazzi, con gente semplice, con menti ancora non formate, non evolute, ma anche con all'inizio lavoravo all'università, ma poi ho lavorato sul territorio, ho costruito il servizio territoriale a Nuoro in alcuni paesi del nord-est. Quindi dovevo essere semplice, sintetica, veloce, perché se tu con un ragazzino ci metti tanto, quello se n'è già andato, ti è già girato, ti chiede dottore, molto ancora con il cellulare in mano, quindi così era. Devo dire altre due cose, è molto semplice. La prima è che con la stessa metodologia, cioè non corretta dal punto di vista lessicale, abbiamo tradotto in sardo ranese il libro con una mia cugina e non ce ne importa niente di chi criticherà la forma linguistica, perché l'abbiamo tradotta come la si dice, come si parla. Beh. Quindi anche questo, io non sono una letterata, non sono in competizione, né sono sotto il giudizio di nessuno. L'altra cosa che volevo dire è una pillola. Avete visto i temi di quest'anno della maturità? Come quando vado alla maturità. Ovviamente hanno fatto bene a non mettere Grazia Delega, perché forse il continente, come diciamo noi sardi, a scuola ve ne hanno parlato, in Sardegna non ce ne hanno neanche parlato. Io sono cresciuta senza sapere che zio Titino Nivola era Costantino Nivola. Lo incontravamo, lo salutavamo, per fortuna ci ha pensato Angelino, farci capire. Volevo dire che con Angelino era difficile non conoscere Nivola. Però non ce l'hanno citato a scuola, lo conoscevamo in paese. Certo. Questo per dire come Grazia Delega non poteva essere citata nei temi di maturità di quest'anno, perché ne è riconosciuta. Però insomma, voglio dire, la poesia di Pascoli, parliamone perché, voglio dire, o era una poesia che aveva l'intenzione, proprio con l'architetto, di parlare di prospettiva, ci sono i pali, no? Che è la prospettiva geometrica, oppure era contro i vegetariani e i vegani, perché parla di buche, non ce l'ho con Pascoli, però ce l'ho con chi mi ha fatto studiare tanto Pascoli in nulla Deledda. Io non ho mai parlato di psicopatologia di Grazia Deledda nel mio libro e non lo farò mai su nessun autore. Però se volete sapere qualcosa di Pascoli, leggete il bellissimo libro del professor Andreoni, che è Casa Pascoli, appunto il titolo, dove racconta dettagliatamente insomma, le virtù, per esempio, di Pascoli. E Verga, ne parliamo, è una novella in cui lei e lui si amano, lei guarda caso resta incinta,
E ovviamente qual è il seguito? Un matrimonio riparatore. Poi poverini, perché hanno peccato, lui viene fatto anche morire tragicamente. No, Graziella sapete cosa fa? In una delle sue novelle, che nessuno conosce, che conoscono in pochissimi, nessuno della gente, non parlo di chi si occupa della scrittrice, c'è uno studio su una ragazzina commesso da un ragazzo sordomuto orfano che per rivendicare un terreno è andata a trovare il terreno, ha trovato la ragazzina, ha bevuto una bottiglia di vino, l'ha stuprata, la ragazzina si rifiuta di farsi sposare. Questa è Graziella Franca Viola Antelitti. Questa è Graziella quindi del Novecento. Graziella è una che nel 1904, non badate al dato, ogni tanto sembro nell'età della dimenticanza io, non le azzecco, perché non mi ricordo quasi mai. C'era in ballo l'approvazione di una legge sul divorzio. Non il divorzio perché non mi piace più, il divorzio per motivi sensati, no? Per esempio la condanna del maschio a tanti anni di carcere. Ricordiamoci che le donne sole non potevano sopravvivere. La donna trasformava i prodotti, ma non li poteva produrre. Quindi era il maschio che portava i prodotti a casa che la donna trasformava. Quindi restare senza un uomo, restare vedova, significava la fame, lo significa ancora adesso in certi paesi del mondo. Quindi, nel caso di una condanna a lungo tempo, nel caso di una scomparsa, quelli che partivano dicendo esco a comprare le sigarette e non tornavano più, insomma, c'era l'idea che non potesse esistere il divorzio. Ovviamente la legge viene bocciata, Graziella se ne frega e intitola un suo romanzo Dopo il divorzio. Ed è la storia di un uomo che esce dopo 20 anni di carcere, torna nel paese, trova la moglie che ha divorziato ed è sposata con un altro. Questo per darvi la dimensione. Graziella scrive in Cosima di una zia simpaticissima che era rimasta vedova. Poi si era fidanzata con uno, però dopo 2 mesi questa persona l'aveva un po' annoiata. Si era separata, e lei scrive proprio separata civilmente, quindi parla di separazione. Questa è una donna che prima del Novecento non poteva piacere, noi siamo ancora lì a chiederci ma perché non è stata amata. Questa è entrata nelle case, ha tirato fuori la polvere sotto il tappeto, l'ha raccontata e l'ha scritta. Quindi è una donna, ovviamente nei limiti e nei termini in cui poteva scriverlo in quel momento, non era semplicissimo. Graziella è stata prima così conosciuta all'estero, tradotta, prima che in Italia, è troppo vicino. Sì, forse un pochino sì. Allora, tanto per intenderci, la madre è stata tradotta in inglese, la prefazione della madre l'ha fatta Lawrence. Lawrence che invece Lawrence è quello di L'amante di Lady Chatterley, che a sua volta aveva trattato il tema dell'incesto nel suo Lawrence. E Lawrence dice di Graziella, non è che Lawrence era un po' così, non era molto generoso nei complimenti, però dice che era l'unica italiana che si poteva leggere, anche perché trattava l'argomento proprio con una passionalità e con uno spirito primitivo che lasciava emergere la sessualità. Questo scrive Lawrence nella prefazione, nell'introduzione della madre. Graziella era questo. Però se da molto che non la incontrate, io se volete vi faccio una sintesi piccolissima di una sua biografia. Sì. Tanto c'è così, ma così ce la ricordiamo un po' questa donna, no? Perché nasce in una famiglia piccolo borghese, 1871, 10 anni dopo l'unità sintesi, e nasce, sono 7 figli, 2 maschi e 4 femmine. Come spesso succede, a quei tempi i figli erano molti, ma non tutti sopravvivevano, quindi anche lei ha delle traversie, dei dolori nella sua famiglia. Nasce da questo signor Antonio, che era un po' silente, allora in realtà non si era laureato, però era sceso a Cagliari perché si doveva scendere a Cagliari per andare un po' avanti con gli studi, ed era diventato una sorta di mediatore legale, per cui era una persona per bene, un uomo sensato, un uomo assegnato, il quale però si occupava delle proprietà e aveva in mente uno schema rigido del funzionamento della famiglia, ma anche di come dovevano diventare i figli. Quindi aveva deciso che 2 maschi si dovevano laureare, Sant'Angelo e Andrea, e le femmine dovevano sposarsi probabilmente, trovare una sistemazione di questo tipo.
Il più grande è Santus, anche qui. Santus era talmente intelligente, amava talmente tanto lo studio, che poteva diventare qualunque cosa, poteva diventare medico, poteva diventare avvocato, che erano poi le due strade più o meno obbligate. Lui sceglie medicina. E sceglie medicina, ma aveva un rapporto privilegiato con tale Antonino, figlio di un esattore di nuovo, se mi ricordo. E stavano sempre insieme. Grazia scrive 2 volte in Posi, ma Santus non era interessato alle donne, punto. Non dice altro, non era interessato alle donne, punto. Con Antonino, perché aveva più soldi di Santus, va a Roma a studiare. Santus resta a Cagliari e si perde con le compagnie, si perde un po' con l'alcol. Grazia di buono che non ha mai l'abitudine di attribuire le colpe. Anche questa è una cosa che dà una grande laicità. Lei non dice perché poteva studiare, poteva laurearsi, invece amava il vizio. No, di Santus racconta una cosa che è molto particolare. Quando stava a casa amava costruire giocattoli per i bambini soprattutto. Beveva, però era buono con i bambini. Aveva costruito degli oggetti pirotecnici che hanno funzionato, quindi riusciva a fare con delle sorte di fuochi d'artificio e a far girare una ruota che poi, una mongolfiera addirittura che si è vibrata mai. In una di queste volte in cui provava i suoi giochi, un pezzo del gioco in fiamme gli è caduto sul braccio e gli ha provocato degli ostioni. Sapete che il dolore da ostione è quello più doloroso in assoluto. E un medico vicino gli hanno consigliato di bere dell'alcol per superare il dolore dell'ostione. Grazie attribuisce a questo la nascita del suo alcolismo, l'inizio del suo alcolismo. Spesso è vero, guardate, lei non ha visto male. A volte i giovani avvicinano l'alcol e stanno bene, si chiama automedicazione, stanno bene, ci ritornano. Il problema è che un tot di noi è predisposto geneticamente a restare dipendente. Questo spiega perché in una famiglia magari uno fuma, l'altro no, pur essendo nati nello stesso posto, nello stesso momento. Il rischio che intravede sempre, anche grazie, è quello di cominciare molto presto, perché abbiamo un nucleo accumbens che è lì che si ricorda, dice quanto mi era piaciuto, e tutta la vita va a ricercare il rischio della dipendenza, però lei non accusa Santus. Però leggendo e rileggendo cose ma si capisce quanto Santus fosse un peso per tutta la famiglia. Ma Santus ha avuto un alcolismo talmente tragico da avere dei libri tremens, cioè quelli in cui si vedono gli animaletti e si è spaventati dall'essere aggrediti dai piccoli animali, tanto che ad un certo punto Andrea, il secondogenito, al quale la scuola non piaceva per niente, ma Grazia stava molto simpatico Andrea, è dovuto andare ad abitare con Santus per tenerlo a bada e fare in modo che la famiglia, nel frattempo rimasta priva del signor Antonio, non soffrisse troppo dalla situazione di Santus. La mamma è... il babbo di Grazia Velenda era un po' normale come tutti, infatti pare che adesso è una relazione come una domestica. E lo scrive Grazia, non mi sto ricordando niente. E comunque questa famiglia aveva questa mamma, Francesca Camboso, tanto per chi è sardo così facciamo un po' di imparentamenti. Francesca Camboso è zia materna di primo grado di Salvatore Camboso, lo scrittore, quello di Mele Amaro, perché la famiglia dei Mattoni di cui lei parla quando ritira il premio Nobel è la famiglia Camboso, dove c'era un nonno che a fine vita si è chiuso in un podere e non è più uscito, su cui c'era un mistero, non si capiva da dove arrivasse, e in Cosima Grazia lo chiarisce. E infatti i vecchi solitari sono vecchi di cui parla sempre. E Francesca Camboso è la sorella del babbo di Salvatore Camboso, che casualmente finito Dorotelli in quanto segretario comunale. Avevano studiato e quindi, come spesso succedeva, tanto che Salvatore Camboso difficilmente lo si apparenta a Grazia Velenda, anche perché c'era una grande differenza di età. Questo tanto per chiarire un po' la... Cioè, noi abbiamo nella stessa famiglia i due maggiori scrittori sardi che ci piacciono, e tutti e due, Salvatore Camboso giornalista, Grazia Velenda amanti del dire la verità. Loro hanno raccontato la verità, costi quel che costi.
perché io vorrei vedere ognuno di noi scrivere la biografia come l'ha scritta lei, non ha risparmiato niente, non ha perdonato niente. E comunque, in questa storia della sua famiglia, lei stava stretta. Innanzitutto, che bello, non detestava i lavori domestici, non li sopportava proprio. Infatti si narra, ma questo lo racconta una nuova, quindi non so quanto è terribile, che lei a Roma supervisionasse i lavori di casa, ma fondamentalmente, no, anche se diceva io cucino, che non sapesse proprio cucinare. E comunque non le piaceva, rubava libri di zii Preti. Gli zii Preti sono carinissimi, uno l'ho descritto trasandato, tracotante e trasandato, qualcosa del genere, l'altro invece è molto buono, aveva soltanto il vizio che purtroppo cominciava le messe molto presto e sapete che a messa si beve, no? Quindi c'era questa tendenza all'alcol nella famiglia, Santos probabilmente era una conseguenza. Comunque lei questa vita stava stretta. Noi abbiamo un Nobel donna, il secondo Nobel donna, la seconda donna che ha preso il Nobel, è l'unica a questo momento in Italia, che è stata ripetente della scuola elementare, ha ripetuto la quarta, quindi figuratevi come siamo messi. Tra l'altro mi sono spesa con tutti per dire, ma abbiamo dato laurea a chiunque honoris causa e non gliela potremo dare grazie a Renata, che ci teneva tanto a studiare. Allora, sono dovuta venire in continente, perché tanto in Sardegna non mi hanno ascoltato, qualcuno poi lo farà. E lei aveva deciso che se ne voleva andare, quindi comincia a scrivere queste lettere, intrattiene queste relazioni, ben consapevole che non essendo bella, anzi si descrive piuttosto bruttacchiona, e che secondo me non c'erano, come si chiamano, quelli personal stylist, quelli che ti aiutano ad aggiustarti, no? A quei tempi, quindi effettivamente non era ben messa. Era consapevole di avere solo degli occhi molto belli. Nei suoi romanzi, il gioco degli occhi e il gioco di palpebre è quello che guida i momenti più passionali, tra l'altro, leggendolo. E comunque scrive con alcune persone, anche con appunto il vostro Angelo di Gubernatis, alcuni più grandi di lei come questo, altri che erano un po' più piccoli, un po' più giovani, intrattiene relazioni, ma lei fondamentalmente aveva un'idea di trovare un marito e di farsi portare via dal lavoro. Tanto che a un certo punto, già rallenta, e disperando lì, scende a Cagliari da un'amica che raduna un po' di gente, ne aveva già cominciato a scrivere, ne era già, come dire, famosa, se così si può dire. Tenete conto che Nuoro aveva 8.000 abitanti, lei quello che scriveva lo doveva mandare in continente, per mandarlo in continente non aveva soldi e dichiara serenamente che siccome loro vendevano vino e faceva olio, faceva la cresta sulla spesa, però diceva per una buona causa, perché i fondi fratelli si ritenevano per bene, lei per mandare dei suoi manoscritti. Comunque era già un po' conosciuta, a Cagliari viene organizzato questa festa e in questa festa il solito gioco di società, per quelle che hanno la mia età, questa era in genere la regola, lei perde, paga pegno, il pegno consisteva nel rispondere sinceramente a una domanda. Signor Paolino Madesani, continentale e dipendente del Ministero, le chiede, lei adesso deve rispondere, se potesse scegliere il suo uomo, il suo marito, come lo vorrebbe, lei lo guarda e dice come lei. 2 mesi dopo si sposano. 2 mesi dopo si sposano, lei torna a Nuoro, Madesani, non so bene perché, comunque non ha deciso che se l'ha vista così determinata, ce l'ha lasciato spiazzato. Lei era una un po', diciamo, di polso, quindi scrive a Madesani dicendole esattamente quali regali doveva comprare lui per le sue sorelle, per le sorelle di Grazia, e anche quanto doveva spendere, un po' braccino corto. Si narra infatti che andando a ritirare il premio Nobel, Madesani, che era un po' più godereccio, volesse partire in prima e Grazia ha detto no, quello è il rientro, perché al rientro abbiamo i soldi. Grazie anche quando, ben sapendo magari che il marito, insomma, la virtù della fedeltà non gli apparteneva, ma diciamo che non gli apparteneva del tutto, lei comunque non contesta il fatto, scrive molto serenamente che le relazioni extraconiugali devono essere brevi ed eleganti, concedendosi lei stessa una relazione extraconiugale, quindi aperta e chiusa la parentesi su questa donna.
E dicevo, comunque si sposa con Madeleine per grande salto da Roma. Lei voleva andare lì. Ora, al premio Nobel ci si candida. Io è una cosa che non sapevo, infatti adesso sto scrivendo perché mi devo candidare tutti gli anni. Lei, in pratica, bisognava produrre del materiale e presentarlo, perché altrimenti se nessuno ti conosce, come fanno a nominarti? E quindi lei perversamente continuava. Pensate quanto era assertiva nei suoi confronti, cioè lei credeva proprio in se stessa. E già questo avrebbe insegnato ai giovani. Cioè già questo sarebbe un messaggio enorme di credere nei propri talenti, ovviamente aiutandoli a capire se ci viene davvero bene, no? Perché questa era la difficoltà. E comunque questa cosa che ne ha vinto il premio Nobel è una cosa che ha fatto veramente infuriare Pirandello. Se sono troppo mi chiude, mi blocchi. Io non blocco nel senso che questo è il modo con cui Franca racconta, cioè tu non si mette in poltrona e l'ascolta, perché un ripasso della vita di Grazia Deledda così vivace, difficile avere. Pirandello comunque molto invidioso, riceve il premio Nobel, mi sembra che lo fanno dopo Grazia Deledda, era talmente invidioso che scrive una novella proprio per prendere in giro la coppia. Scrive questa pièce teatrale che è intitolata Il marito, e Grazia ha fatto una cosa che è bellissima, perché ha fatto come i sardi dicono che bisogna fare. Adesso ve la dico in sardo e poi la traduco. A paragola a casa, uriccia su casa. Quando uno dice parole senza senso, fai finta di non averle sentite. Quindi Grazia Deledda, invece che arrabbiarsi per questa novella, ha lasciato cadere la cosa, non ha replicato, non ha detto niente, infatti questa cosa non ha avuto nessun successo. Perché Pirandello era arrabbiato? Perché non solo aveva vinto il premio Nobel, ma Grazia Deledda ha fatto anche un'altra operazione. Ricordiamoci che lei nasce disoccupata, ripetente la quarta elementare, scriveva in un linguaggio molto lontano dall'italiano, tanto che ha dovuto studiare l'italiano per scrivere. Già, ecco. Perché questa è una cosa particolare. E però il marito molla il lavoro, perché era tanto richiesta all'estero, era tanto richiesta dagli editori, che lui doveva occuparsi di fare l'imprenditore, il manager della moglie. Quindi lui si licenzia dal ministero, studia le lingue. Ecco perché Pirandello ha intitolato la novella Il marito. La coppia quindi si ribalta. Lei fa casa, costruisce la sua casa e fa un'altra operazione che io trovo grandiosa. Invece che ordinare la cucina più moderna che c'è, che è quello che noi donne facciamo, cioè io vorrei vedere chi al momento del matrimonio non si è ordinato, fatto comprare o desiderato la cucina più moderna e funzionale. Grazia Deledda si fa costruire uno studio con la scrivania, con i mobili per i libri, e decide che la sua vita si divide così. Di mattina, perché un po' di sensi di colpa è giusto che ce li abbiamo, si occupava della famiglia. Nel pomeriggio, no, aveva delle ore tutte per sé, in cui la famiglia non doveva intrudere, quindi leggeva, scriveva e la sera dopo cena rispondeva alle lettere. Ora sono detti così, no? Nessuno se ne accorge, perché tutti cercano, in Grazia Deledda, di capire se è verista, a quale corrente letteraria appartenga. Grazia Deledda appartiene alla corrente letteraria di una donna che ha costruito la sua fortuna credendoci e ha dato prove e dimostrazioni di libertà di autodeterminazione. Poi, se anche verista, piuttosto che a me personalmente, non essendo letterato, poco mi riguarda, i messaggi che lei dà, secondo me, sarebbero fondamentali da raccontare e riportare. E ovviamente è vero anche un'altra cosa, i suoi libri sono poco appetibili per i ragazzi, non è facile leggerla, però questo è vero. Ora il problema è che per i ragazzi di ora, tu lo sai meglio di me, ma per i ragazzi di ora il problema è il tipo il ritmo della scrittura. La scrittura novecentesca per loro è lenta, ora Grazia Deledda ancora di più probabilmente, però andrebbero, è come tutte le cose. Se tu spingi un ragazzo a leggere l'Edera e gli descrivi Paolo e
di Francesca, no? Paolo e Annesa, come tu li hai descritti, o per esempio io una cosa che poi ti volevo chiedere, perché per me i personaggi straordinari sono i servi, cioè il ruolo che hanno i servi, Efix, Annesa stesso, cioè è come se fossero, cioè appunto, portatori. A me mi ha ricordato, non so perché, una scrittrice che si chiama Magda Szabó, e non so se tu hai mai letto un libro che si chiama Il Pozzo, in cui c'è questa donna primitiva in qualche, è come Efix o Efix. Insomma, detto questo, adesso ho perso il filo, ma insomma... No, mi hai ricordato questa scrittrice che parlava di una a parte la scrittrice. Okay. No, ma volevo dire questo, cioè, che ai ragazzi è vero che la scrittura della Deledda può essere lontana, ma potrebbe essere un modo. Allora, intanto la biografia. Appunto. Cioè, voglio dire, io non lo capisco Einstein, quando sto parlando di sue teorie. Leggere la biografia mi è piaciuto. No, cosa vieta di raccontare la biografia di questi personaggi? Cosa vieta raccontare, per esempio, che Pirandello aveva un gravissimo problema nella sua famiglia, che era la moglie affetta da una psicosi paranoidea talmente grave, era diventata talmente aggressiva, e capiamo quindi anche l'uomo Pirandello, quello che ha scritto, da doverla mettere in manicomio. Era diventata talmente gelosa del marito che la figlia non si poteva avvicinare. Quindi immaginate che livello aveva raggiunto. A questo proposito, un'altra notazione importante, che forse merita una lettura più approfondita. Quando la psichiatria non esisteva, chi ha raccontato la malattia mentale sono gli scrittori. Certo. Questo non ce lo dimentichiamo. Quindi tutto quello che io ho trovato non è lontanissimo da quello che già si sapeva. Chi ha descritto le tipologie sono gli scrittori. Freud ha pescato dagli scrittori, Freud è dalla letteratura che si è... Quindi anche grazie a Deledda ha fatto un'operazione, però l'ha fatta in un modo diverso. Quando si parla di letteratura e psichiatria, si cita un unico libro di Grazia Deledda, che è Il segreto dell'uomo solitario, dove è descritto una psicosi paranoide e una psicosi catatonica. Ma se noi andiamo a leggere bene i suoi romanzi, che è quello che ho fatto io, noi troviamo veramente di tutto di più. Troviamo per esempio una connotazione fortissima delle novelle, che è la nevrosi ossessiva, la ruminazione, il dubbio, lo faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio. Elias Portolo è praticamente un libro dove lo faccio o non lo faccio, lo faccio o non lo faccio, non l'ha fatto, è diventato prete, un disastro. Quindi si può, voglio dire, ai giovani forse raccontare anche in un altro modo, poi magari gli dà la voglia di leggere. Io adesso ho un'operazione in mano che è quasi finita, che è quella di apparentare le storie delle donne di Grazia Deledda con quelle che oggi i giovani chiamano relazioni tossiche. Certo. E quindi di andare a seguire tutte le fasi della relazione tossica, dal love bombing fino allo scarto, fino al ghosting, fino a tutto quello che volete, utilizzando le sue storie, utilizzando la costruzione delle sue storie d'amore dei disastri, per far capire quanto lei era in grado, ai primi del secolo, di descrivere in modo moderno cose che sembrava che non esistessero, in realtà esistevano, oggi sono semplicemente dei nomi più spesso anglofoni, ma le storie sono... Non solo anglofoni, scusa se ti interrompo, no, ma c'è un'altra cosa appunto che tu fai e che a me è piaciuto tantissimo, cioè oggi c'è questa conoscenza, assolutamente non conoscenza dei termini della psicanalisi, della psicoterapia, che si appiccicano a destra e a sinistra con un'estrema facilità, e tu lo dimostri molto bene. Appunto, Grazia Deledda aveva questa capacità, come tutti i grandi scrittori, ora perché poi qui parliamo di Grazia Deledda e senza niente levare a Grazia Deledda, quello che fa il grande scrittore, oltre ovviamente alla scrittura, è anche la capacità di osservare. Cioè tu puoi non avere una teoria alle spalle, anzi se non ce l'hai secondo me è anche meglio, perché se no ti condiziona, e tu osservi il mondo che ti passa davanti, come ha fatto Grazia Deledda, anche un mondo di paesi. E tra l'altro appunto ora, come al solito incrocio tante cose, ma per esempio per me una cosa straordinaria su cui non si riflette mai è anche appunto che il Nobel è stato dato appunto a un'autrice
la cui prima lingua non è quella in cui ha scritto, perché la prima lingua, la lingua materna, il sardo, anche solo con questo piccolo esempio che ha dato lei, certo, non è una lingua semplice, è una lingua oltretutto. Prova un po' a parlare dei personaggi, immaginando che ad ascoltare questo ci sia una classe di ragazzi della scuola secondaria, per vedere se riescono a leggere il libro trovando dei meandri che prima non avrebbero trovato. Cioè, lo faranno, secondo me, se tu presenti nelle scuole grazie in questo modo, Una graphic novel, ma qualunque altro autore, magari non subito, ma poi gli verrà la curiosità, nel senso che gli verrà voglia più avanti, magari di andare a trovare qualcosa. Alcune novelle, per esempio, secondo me sono leggibili. Ok, almeno io mi ricordo quando al liceo ci avevano presentato Dante, un insegnante ce l'ha presentato e non ne hanno mangiato neanche il capo. L'anno successivo è arrivata una maestra e ci ha fabulato, abbiamo fatto addirittura delle rappresentazioni teatrali. Cioè, dipende Per esempio, che ci ha guidato come Virgilio ha guidato Dante, lei ci ha guidato dentro Dante. Io credo comunque che non vada ignorata, non che non vada ignorata perché ha vinto il Nobel, questo va da sé, cioè penso che sia nostro dovere in qualche modo riconoscere, tra l'altro una donna che ha vinto il Nobel. Io vi ricordo quanti abitanti c'erano in Sardegna a quei tempi, no? Perché voglio dire, stiamo andando a pescare non su una popolazione gigantesca, stiamo andando a pescare su numeri piccolissimi. Se voi, Giovanni lo racconta sempre, non c'entra niente con Grazia Deledda, ma le migliori 10 fruste del mondo in questo momento, cioè i fantini, sono sardi, che siamo sempre 1,5 milioni più o meno. 10 miliardi di abitanti. Quindi voglio dire, ci saranno probabilmente delle valenze che in qualche modo sono emerse, che poi sia il talento, magari ce l'hanno anche tanti altri, però forse questa determinazione, questa capacità, che è forse, secondo me, uno dei segni, dei sintomi più importanti. Riguardo alla sua capacità descrittiva, allora molti hanno parlato di Matti, tutta la letteratura russa piena di Matti, l'Orlando Furioso, non lo so, ma chiunque vi possa venire in mente ha descritto i comportamenti di Matti. Grazie ha fatto un'altra operazione. Tanto lei non descrive soltanto le patologie grossolane, descrive anche le nevrosi e soprattutto descrive i pensieri. Questa è una magia. Ecco, io lì sono rimasta davvero molto molto convinta. Io non amavo questa scrittrice, non mi appassionava, però mi ha colpito molto. E lei lo scrive in un suo libro dove cita un ubriacone, tanto per cambiare, un accumulatore seriale, che era anche intelligente prima che il vino gli consumasse le neuroni, no? Perché l'alcol consuma proprio la materia grigia, fisicamente la consuma. E questo era un ozioso, non ha mai lavorato in vita sua, però sapeva tutto di tutti. E qualcuno si chiede, ma come fa lui a sapere tutto di tutti? Il libro si intitola, se volete andare a vedere, L'incendio nell'Oliveto. E un altro risponde, perché lui è un ozioso, quindi lui ha il tempo di guardare i pensieri degli altri, che è un'altra bellissima rivalutazione dell'ozio, no? In una vita in cui l'imperativo è fare, è performativa, noi dobbiamo dare sempre delle performance, i ragazzi devono dare delle performance a scuola, a sport, nelle lingue, in qualunque cosa devono brillare. Lei rivaluta la possibilità che l'ozio ci dia il tempo di guardare i pensieri degli altri, che è una cosa bellissima. Ripeto, queste sono cose che se uno va a rileggere i suoi libri, i suoi racconti e li guarda in quest'ottica, si renderà conto delle cose che io ho trovato, perché non sono uno specialista, ma chiunque può leggere anche delle personali ruminazioni, cioè tutti abbiamo dei momenti in cui abbiamo delle defiance, no? Rischiamo dei momenti di tristezza, dei momenti particolari, li possiamo ritrovare e riconoscere, ma soprattutto grazie a raccontato, secondo me, mirabilmente, la criticità, la problematicità della condizione della donna. Ed è su questo aspetto che
io mi sto soffermando, perché denunciare a quei tempi la condizione della donna era una cosa che non era facile. Ha parlato di omosessualità. Come poteva dirlo? Certo, poteva dirlo in modo esplicito. Santos, ripeto, non era interessato alle donne, non era interessato alle donne, la chiedevi. Ma magari a Sirica abbiamo i due banditi, poveri banditi, nel senso che rubavano qualcosa e poi chiedevano il riscatto. In genere la gente gli dava il riscatto senza neanche aspettarsi che gli restituissero il maltolto. Simone Solo e Costantino dormivano insieme. Quando bisticciavano mettevano un cane tra di loro, un cane fisicamente un animale. E Costantino ha avuto il momento più difficile della sua vita quando in mezzo a loro è comparsa Maria Sirca. Quindi a quelle relazioni fluide, a leggerle bene ci sono già. Dell'incesto ne ha parlato in moltissimi romanzi, La madre, dove il figlio prete deve esaurire il desiderio della mamma, è sublime, ma anche nel segreto dell'uomo solitario, l'incesto è fondamentale, quindi questo rapporto con la mamma che diventa totalizzante, che ti impedisce di seguire il tuo desiderio. E ha lanciato veramente tantissime cose. Alcune di queste le racconto. L'idea dei 3 libri è che io volevo continuare e penso e spero di poterlo fare. Lo farei sicuramente. Io intanto, mentre parlavi, mi è venuta in mente una cosa che io lancio all'associazione, e secondo me l'associazione dovrebbe promuovere una graphic novel sulla vita di Grazia Deledda, che secondo me, appunto, una graphic novel, magari come nome tutelare e suggeritore, si può nominare senz'altro Franca Carboni, perché la quale, come avete visto, ha fatto un'operazione geniale, cioè in realtà stasera non abbiamo parlato del suo libro, pochissimo, io ho detto pochissime cose, abbiamo parlato di Grazia Deledda e non sono io che ho presentato lei, è lei che ha presentato Grazia Deledda, cioè in realtà è diventata, e giustamente, una serata Grazia Deledda, e io figurati che sono felicissima di questo. Però ecco, avete avuto la prova diretta della facilità, appunto, a parte della passione ovviamente, ma anche appunto di come è vero, cioè io mi sono, banalmente, ci si ritrova, leggendo il testo, ci si ritrova, io ora ve lo risparmio perché, e poi a lei glielo dirò in quale descrizione patologica io mi sono assolutamente riconosciuta, totalmente, e descritta in un modo appunto semplice, perché ha ragione il compagno Giovanni, ha ragione, cioè, e poi lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto tutti nella nostra vita, cioè, per carità, è ovvio che conta la grandezza di uno scrittore, ma per mettere in comunicazione un giovane, da adulto abbiamo tutti più strumenti, ma da giovani purtroppo anche le nostre passioni nascono dal caso che ci ha messo in contatto con un professore, con un maestro, con una persona piuttosto che un'altra. Cioè è il modo con cui appunto entriamo in contatto, poi può essere Dante, può essere appunto, può essere Grazia Deledda, può essere Dostoevskij, con tutte le diversità di grandezza, fra virgolette, che possono avere questi scrittori, ma è il modo con cui, perché un giovane secondo me possa essere in contatto con uno scrittore e capire quanto è importante la letteratura, deve risuonare qualcosa dentro di lui, e per far risuonare qualcosa dentro di lui ci vuole un tramite, e questo tramite può essere il terapeuta, può essere il professore, è altro. E lei è un tramite straordinario, su questo non c'è dubbio. In realtà del libro ho una cosa sola da dire, ovviamente non è che non ci tengo, è una specie di manuale di autodiagnosi, nel senso che ho veduto consapevolezza. Sul lettino ci sono io, grazie alla mia psicoanalista. Ha un vantaggio questo libro, che è una cosa a cui tengo moltissimo, quindi non vorrei sembrare disinteressata, ma una cosa importante è questa. Di psichiatria non se ne parla.
In realtà oggi gli aggettivi sono diventati allora, sì. a questo Etichette, punto, oltre che etichette, sì, per cui non si dice più sono triste, sono depressa, sono ansiosa, sei paranoico, anche i giovani usano questi termini, Sì. ma sei psicotico, ma smetti. Quindi abbiamo utilizzato le etichette diagnostiche per aggettivare gli umori delle persone. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo confondendo la psicopatologia con la normalità. La posso dire, siamo registrati, lì ci sentono in molti? No, perché allora tra i farmaci più venduti ci sono i farmaci psichiatrici, lo sapevate? Certo. Ci sono il comodino di tutti, c'è una benzodiazepina, un ansiolitico, un antidepressivo, 20 serotonina, 10 gocce, 15 gocce, cos'è? Poi ogni tanto proviamo con la melatonina perché sembra meno cattiva, oppure con i 20.000 fiori, non mi ricordo chi sono. In realtà meno se ne sa, più siamo vulnerabili, più siamo disponibili ad essere curati. Questo mi fa venire molto di dubbio, lo dico da medico e dello psichiatra. E se fosse che non ne sappiamo, per cui confondiamo per esempio i momenti fisiologici della vita in cui devo essere triste perché mi è successo qualcosa di brutto, non posso essere allegra, e oppure quando sto male, che quindi non dormo, che non è detto che io soffro di insonnia. È chiaro, oppure se mangio e faccio una stripata e ho brutti sogni, non ho gli incubi notturni o i sogni lucidi, quelli segnano che si chiusa i farmaci. Allora il libro è diventato questo per me. Io parto da Grazia Deledda, biecamente da uso, si chiama scrittura non creativa. Guardate queste due parole, le sentirete parlare nel futuro dei giovani. Io ho preso un'autrice, onestamente l'ho smontata, ho scritto quello che lei diceva, quindi l'ho analizzato e però l'ho utilizzata per raccontare la nevrosi. Questa è l'operazione. E questa è l'operazione. E l'hai fatta perfettamente. Questo è onestamente quello che io ho fatto. Allora scusa, siccome ormai non è presto, io vorrei sapere se qualcuno, perché di carne al fuoco ne è stata messa tanta, se qualcuno ha delle curiosità o vuole dire qualcosa prima anche che credo Angelo o Francesca poi debba concludere la serata, credo che alle 7 per cui ci congedino. Quindi però mi farebbe piacere se qualcuno avesse delle curiosità per Franca o per Grazia. O per Grazia. Possiamo anche fare una seduta spiritica e convocarla direttamente. A parte che ormai tu puoi parlare anche per bocca sua, secondo me. Sì, le porto questo. Si avvicina. Ecco, si avvicina. Devo avvicinare. Sì, grazie. No, se parla a voce alta la sentiamo. No, solo perché se no loro, per noi non è un problema, ma per loro lì che se no non sentono. Piacere, io sono Liliana, sono Sara. Grazie Deledda, l'abbiamo sentita soprattutto tantissimo alle superiori, anche se io sono arrivata solo alla seconda superiore, però quello che... Scusi, si può avvicinare al allora, microfono? Ecco, è acceso. Brava. No, questo non funziona. Lei parla con quello. Così posso... quello che si deduce di Grazia Deledda è che a lei del giudizio altrui interessa, però tutto quello che gli arriverà, anche la negatività, lei la respinge. Questa è una cosa che non è semplice, soprattutto nei paesi sardi. Il giudizio altrui è la cosa più che ferisce di più, cioè, ma questo nei paesi sardi era tutto. Cioè. E quindi Grazia Deledda secondo me è stata brava in questo, a farsi scivolare tutti i pregiudizi della gente che la circondava. Questo è quello che ho sempre pensato, che penso di Grazia Deledda. Poi sicuramente tutto il contesto sardo
non è semplice per nessuno. E lei in effetti, come ha detto, come stava spiegando sinora, è stata una donna coraggiosa. Questo è quello che è vero, tutto vero. Grazie. Grazie a te. Da te perché tu sei giovanissima. Certo, certo. Qui, se vuole qui. Allora, dato che hai raccontato la storia di Grazia Deledda e quindi della sua vita e delle sue cose, io volevo dire che in qualche modo è stata anche fortunata nella sua vita, nel senso che quando ha cominciato e quando ha voluto scrivere e diventare una scrittrice, si è sposata e ha trovato un uomo che l'ha aiutata in questo e che gli ha dato la possibilità di essere osservatrice delle cose, quindi creatrice delle cose che poi ha scritto. Perché la sua vita è stata in qualche modo libera, però sempre nella famiglia, ha avuto dei figli, per cui non era al di fuori di una logica del tempo, come una che dice non mi sposo, non faccio figli e voglio dedicarmi a quello, ai miei pensieri, a quello che voglio fare. E quindi forse sarebbe stata anche più attaccata. In questo modo qui lo è stata molto meno. È vero, poi la diatriba con Pirandello, va bene, che poi dopo lui era invidioso perché c'era una situazione familiare che nonostante che ti hai detto che probabilmente i coniugi si sono traditi, che però sono stati insieme fino in fondo. La loro vita è sempre stata insieme, non è che ci sono stati scandali. E quindi Pirandello invece ha avuto una moglie che non l'ha saputo supportare e che quindi, vabbè, lui ci ha avuto il suo carattere, ci ha avuto la sua presunzione. Si è proprio allontanata e cosa è diventata, cioè veramente l'hanno anche internata. Per cui ecco, volevo dire, questa fortuna di trovarsi in una situazione in cui, come anche diceva la ragazza prima che ha parlato, gli sono scivolate sopra, ma non è che gli sono scivolate sopra, secondo me, è una situazione in cui lei poteva creare. E poi il discorso psicologico dei personaggi l'hai trovato tu, cioè analizzando i personaggi ci hai trovato perché tutti gli scrittori in qualche modo quando raccontano le storie delle persone, se sono sensibili, se sono dei bravi scrittori, trovano la situazione, raccontano la situazione in un certo modo, però tutti gli scrittori lo fanno e non è che vogliono, cioè che dicono di essere psicologicamente preparati per poter valutare e quindi studiare le vite, raccontano delle vite vere, delle vite anche inventate, raccontano e nel loro racconto, se sono dei bravi scrittori che quindi hanno quella sensibilità creativa di portare qualche cosa verso gli altri, creano una situazione di tipo psicologico. Secondo me, quasi sempre, perché anche le persone che li leggono, dall'antichità o meno delle scritture e cose, le persone che lo leggono ci trovano, come stavi dicendo te, non ci hai detto che dov'è che ti sei riconosciuto, ma insomma tutti quanti quando leggono qualche cosa ritrovano qualcosa di se stessi o di quelle persone che gli stanno intorno, delle persone che hanno conosciuto o delle situazioni che hanno conosciuto. Questa è la forza della scrittura e della narrativa. Io penso, e sono andata a guardarmi tutte le motivazioni di tutti i premi Nobel sulla letteratura che hanno fatto, quello della Grazia Deledda è proprio l'avere saputo descrivere nella sua realtà un qualche cosa che può essere usufruito da tutta l'umanità, insomma da tutto il mondo. Ecco perché ha vinto il premio Nobel. Cioè il premio Nobel dovrebbe essere questo, cioè quello che viene scelto ha portato qualche cosa che poi tutti gli altri che lo leggono come te possono scriverci delle cose, possono vedercene altre, quelli che lo leggano e basta, si ritrovano se stessi. Giustissima questa osservazione, però ad onor di Grazia
in quanto sarda e perché sarda, lei come noi, c'è una cosa che io scrivo nell'introduzione. Normalmente uno scrittore ha uno stereotipo di psicopatologia che continua a descrivere nei suoi libri, nei suoi romanzi. Pensiamo a Virginia Woolf, pensiamo a Garda, senza andare fuori dall'estero, stiamo qua. Ma conosciamo tutto il travaglio interiore di Garda e tutta la sua problematica relazionale con la mamma. La Sedoleda, secondo me, è stata più grande in questo senso, ha descritto un arco di psicopatologie vastissimo, quindi da quella dell'età evolutiva fino all'età adulta, e non si è fermata a una tipologia ottica. Ecco, in questo io lo scrivo nell'introduzione del libro, secondo me lei è diversa, più grande. Hai ragione tu, ti vuoi tu anche te, ma perché mi piace. Lei era talmente normale, perché mi dicono sempre, ma se lei scriveva di tante psicopatologie, lei che cosa aveva? Era talmente normale che sono riusciti con saggezza a mantenere coppia e famiglia, lasciando ognuno la libertà all'altro, proprio perché, come dire, erano scevri da psicopatologie. Due persone per bene, intelligenti, che hanno fatto un bel connubio di coppia. Secondo me Madesani e Deledda erano così. No, io credo che fossero così, però ora... Scusami, poi ora purtroppo dobbiamo andare, voglio dire, non posso essere io a contraddirti su questo, ma... Aspetta, mi è venuta in mente una cosa che è troppo bella. Adesso si è parlato sempre di questo padre barbaricino, un po' padre padrone, e quindi in pratica nel salvato. Certo. Okay. Ma è lei che ha scelto Madesani. Appunto. Quindi è stata innovatrice. La dea madre di Nicola, poi lei sappiamo. All'epoca non era facile. Ma io volevo dire un'altra cosa, cioè che ora si esagera, però questa grande tenuta, sicurezza, grazie a Deledda, la sua capacità di portare avanti appunto il suo desiderio, seguire la determinazione per cui a neanche 20 anni sapeva, insomma sì, non sono patologici, però comunque c'hanno dietro una bella, e io credo che rispetto a quello che diceva lei, e ha perfettamente ragione, il fatto di avere voluto una vita normale è perché era l'unico modo che le permetteva di dedicarsi a tutto, perché se avessi dovuto portare avanti una vita di donna sola, una vita di donna fuori dalla società, eccetera, tante sue energie sarebbero state consumate. Cioè, lei sapeva questo, che lei doveva lasciare tutto. Allora, detto questo, per carità, ripeto, non è patologico, però insomma, diciamo, non è neanche proprio quotidianissimo. E questo è bello, no, ma cioè, non so come spiegare, è una sicurezza di, cioè poi appunto, come dici giustamente tu, noi tendiamo a far diventare appunto tutto patologico, come se ci fosse poi dell'entità, cioè tutto in un modo, tutto in un altro, niente e nessuno, se non ovviamente le persone certificate psichiatricamente, forse sono tutte, in ognuno di noi ci sono delle ombre, delle gradazioni, delle sfumature. Sei in un modo che bello è questo, se no saremo noiosi. Io purtroppo ringrazio tantissimo tutti, chiedo a Francesca di dire quello che mi dispiace, ringrazio soprattutto Franca per questo libro e per quello, per essere come è, cioè, l'abbiamo vista tutti. In conclusione io voglio fare complimenti a Franca perché ci ha portato, a me piace usare l'immagine questo po' del passato, portato fuori da un armadio polveroso, qualcosa che si era dimenticato lì, e ci siamo accorti improvvisamente che questo vestito che abbiamo tirato fuori dall'armadio in realtà adesso è straordinariamente ben fatto, straordinariamente attuale e ci sta anche bene. Due strade. Fantastico. Sì, sì, una strada e una piazza. Una strada, una piazza. E poi un monumento, l'hanno fatto a Margherità con un po' di monumenti di donne. Effettivamente potremmo coinvolgere anche il comune di Nuoro, ci potremmo far regalare una copia della statua di Graziella, no, che c'è ancora. No. Bene. È particolare quello, devo dire. Io ringrazio tutti voi, non so se
forse anche... Angelo, vuoi darci la tua benedizione? Ma sì, ma io sono felicissimo di questa serata, sono felicissimo perché la prossima volta che inviteremo Franca Carboni a Firenze inizieremo alle 10 la mattina e finiremo alle 10 di sera. Sì, di sicuro. Un tour de force. È un piacere averla ascoltata veramente, raccontarci le cose come ce le racconta lei. E una cosa solo voglio aggiungere su Grazia Deledda, una persona normalissima. È vero, una persona normalissima perché è una persona del suo tempo che ha vissuto il suo tempo a modo suo, senza grandi stravolgimenti nel suo tran tran familiare col marito, coi figli. Se si guarda l'album fotografico di Grazia Deledda si vede una normalissima famiglia che vive a Roma, che va in vacanza a Cervia, che non torna in Sardegna, che rimane legatissima alla Sardegna. Tant'è vero che Grazia Deledda diventa punto di riferimento a Roma per tutti i sardi che passano da Roma. Tutti gli intellettuali sardi che sono passati da Roma dai primi del Novecento finché lei è stata in vita si sentivano in obbligo di andare a trovare Grazia Deledda, perché Grazia Deledda è stata un punto di riferimento per tutti e a tutti ha dato una mano, tutti ha aiutato. Se non ci fosse stata Grazia Deledda a Roma non avremmo avuto l'arte di Giuseppe Biasi, non avremmo avuto i mobili dei fratelli Clemente, quelli dello studio, non li avremmo avuti in giro per il mondo, non avremmo avuto Eugenio Tavolara, non avremmo avuto i fratelli Melis, non avremmo avuto tutta l'arte sarda del Novecento. Questi hanno avuto modo di affermarsi grazie a Deledda, che li ha fatti mettere in contatto con gli editori, con le case editrici, li ha fatto pubblicare libri, li ha fatto fare le mostre. Ecco, grazie a Deledda è stata anche questo. Nella sua normalità è stata anche questa, una grandissima donna. Una stradina a Firenze se la merita, dai. C'è la Pirandello, diamogliela anche alla Deledda, forza. Posso solo aggiungere una cosa rapidissima, ho visto solo ora che ci ascolta anche Vanna Fois e mi fa molto piacere e voglio approfittarne per ripetere, perché non so quanto si è collegata, che veramente a lei dobbiamo i più bei libri sulla Sardegna pubblicati in questi ultimi anni, e di questo io la ringrazio tantissimo da continentale ma anche da bibliotecaria che sa giudicare i libri dopo 40 anni di vita. Grazie a tutti e buona serata. Grazie mille a tutti. Bene, signori, ci vediamo al prossimo appuntamento a settembre. Ora ce ne andiamo tutti in Sardegna a goderci un po' di caldo africano. Di qualche fantastica spiaggia sarda, senza trascurare l'interno e l'agriturismo di Franca Giovanni, dove andremo tutti. Assolutamente. Un'ultima cosa importante che mi sono dimenticato, scusate, il libro si ordina su Amazon, per cui provvedete... ecco, il libro giusto, è importante. Il libro su Amazon, quindi? Si ordina su Amazon la versione sia in italiano che in sardo, a scelta vostra, anche tutte e due. Lo ripeto a voce al microfono, il libro si ordina su Amazon per chi vuole anche in sardo, l'edizione sarda. Grazie a tutti. Grazie. Io termino. Poi non sapevo come spegnere, aspetta. Sì, l'hai terminato? Guarda, controlla, ma... Grazie.